Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. La rete G2 Seconde Generazioni è un'organizzazione nazionale apartitica fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e o cresciuti in Italia. Chi fa parte della rete G2 si autodefinisce come figlio di immigrato e non come immigrato. I nati in Italia non hanno compiuto alcuna migrazione e chi è nato all'estero ma cresciuto in Italia non è emigrato volontariamente, ma è stato portato in Italia da genitori o altri parenti. G2 quindi non sta per seconde generazioni di immigrati, ma per seconde generazioni dell'immigrazione, intendendo l'immigrazione come un processo che trasforma l'Italia di generazione in generazione. Questo è il tema della nostra puntata. Intanto buongiorno a tutti, io sono Azeb Luca Trombetta e questa è Cross Generation. La parola d'ordine di oggi sarà informazione, ma assolutamente anche divertimento, perché in mia compagnia c'è una simpatica Kenia Pereira de Oliveira. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Kenia, quello che ho letto è lo statuto, l'inizio dello statuto o comunque la presentazione che voi avete nel sito www.secondegenerazioni.it. La rete G2 Kenia è una rete, un network, un forum, nasce anche, cioè l'idea anche di questo forum è quindi assolutamente di intaccare quella che è il mezzo più utile, più comune. È una scelta consapevole, ovviamente. Sì, raccontaci un po'. Diciamo è una scelta consapevole anche appunto di un'organizzazione nazionale che quindi non ha la possibilità di incontrarsi faccia a faccia ogni giorno, e quindi in questo si vede anche l'utilità di internet proprio come mezzo di scambio, e quindi il forum diventa sia un potersi raccontare ogni giorno e quindi informare anche coloro che ci seguono sulle problematiche delle seconde generazioni, ma anche sulle cose belle che succedono o sui nostri pensieri. In questo caso siamo il blog, o anche una parte appunto nostra in cui ci coordiniamo a livello appunto di impegni in giro per l'Italia e presto nel mondo magari. È interessante come il lavoro ovviamente politico viene portato avanti con estrema lucidità, perché secondo me è questo quello che emerge maggiormente. Ci tengo a dire appunto che G2 si divide tra un obiettivo appunto più politico, ossia la riforma della legge sulla cittadinanza, che è la 91-92, e un altro obiettivo è quello che io personalmente definisco un obiettivo più simbolico societario, ossia il cambiamento appunto dello stereotipo dell'italiano pizza, mandolino, occhi chiari o occhi scuri, ma anche il tentare appunto di prendere coscienza del fatto che ora l'italiano può chiamarsi benissimo Kenia, Kio, Azeb o altri nomi, e può anche avere dei tratti somatici differenti, anzi senza il può ha dei tratti somatici differenti, in quanto appunto le seconde generazioni non sono più un fenomeno statistico, ora sono appunto una realtà che si muove su un territorio per difendere i propri diritti appunto di cittadinanza. Questo l'abbiamo capito appunto con i nostri, li definirei successi istituzionali, non lo so, però quando abbiamo appunto iniziato a ricevere delle gratificazioni, prima di tutto come organizzazione, in secondo modo personali, ricevendo appunto avendo modo di consegnare le lettere al Presidente della Repubblica, avendo modo anche di avere dei colloqui come organizzazione con alcuni esponenti politici, avendo modo appunto grazie a una nostra mozione di permettere dei cambiamenti sul permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, e essendo presi anche in considerazione per quanto riguarda le discussioni nella Commissione Affari Costituzionali. Questo comunque per un'organizzazione che è nata appunto da 4-5 persone che si incontravano in un bar 5 anni fa, diciamo è tanto. Comunque il lavoro come rete G2 è sia per gli obiettivi, ma appunto come la parola chiave di oggi è informazione, e quindi noi tendiamo e vogliamo fare informazione e soprattutto formazione, affinché ciò che non ti riguarda direttamente diventi anche tra virgolette un tuo problema, perché questo non è un problema solamente di coloro che non hanno la cittadinanza, questo è un problema proprio societario dell'Italia, questa è l'Italia del futuro.
un'Italia multietnica per l'appunto. G2 ha un approccio trasversale alle forze politiche, è una rete che usa gli strumenti della politica ma si definisce apartitica, ossia non dipende da nessun partito. Si definisce ed è apartitica. Mi ricorda un po' il discorso, la difesa della vita non è legata alla religione, Sì. La difesa dei diritti umani non è legata a un partito. Riuscite a farlo questo? Riusciamo a farlo perché pensiamo che appunto noi dobbiamo essere rappresentanti di noi stessi e quindi non vediamo l'esigenza di farci rappresentare, in quanto noi come Rete G2 e quindi come seconde generazioni organizzate abbiamo vissuto sulla nostra pelle determinate problematiche e sappiamo cosa significa magari svegliarsi alle 4 di mattina per andare a fare la fila in questura, o magari non ricevere un permesso di soggiorno per 1 anno, 2 anni, e quindi magari pensiamo che metterci sotto l'ala protettiva di qualcuno vada anche a limitarci e vada anche a non rappresentare totalmente ciò che sono i nostri sentimenti cosiddetti di pancia, no? Riforma della legge per la concessione della cittadinanza italiana perché sia più aperta nei confronti delle seconde generazioni. L'accesso alla cittadinanza è l'unica via che consente ai figli di immigrati di essere considerati realmente dei pari, degli uguali nei diritti e nei doveri rispetto ai loro coetanei figli di italiani. Trasformazione culturale della società italiana perché sia più consapevole e si riconosca in tutti i suoi figli indipendentemente dalle loro origini. Mi piace ogni tanto quando queste cose vengono lette, sì, perché mi riportano, non so, mi fa sentire più a casa, diciamo. Sì, sì. Allora su questo vorrei che tracciassimo una linea che racconta invece la tua vita personale, e dove questo non avviene e in che occasione? Le occasioni sono purtroppo tante e quindi, diciamo, come si dice a Roma, uno ci fa un po' il callo. E nella mia vita personale posso dire di studiare appunto scienze politiche e relazioni internazionali alla Sapienza e diciamo ogni esame che ho fatto penso non ci sia stata una volta in cui non abbiano sottolineato come parlo bene l'italiano, e sono anche arrivati a chiedermi se avessi la cittadinanza italiana, che a mio avviso non è una domanda rilevante per l'esame che stavo per affrontare. E nella mia vita personale non avere la cittadinanza italiana comporta non essere libera di esprimere il mio pensiero politico, non essere libera di votare, non essere libera perché sei comunque ancorata a un permesso di soggiorno a scadenza, e questa è una cosa molto, molto forte e molto violenta. Sei comunque ancorata a un pezzo di carta e la cosa che ti chiedi è perché non l'hai scelto tu. Questa non è uguaglianza, cioè questa non è un sentirti parte della società, questo è un sentirsi parte della società perché io ho la fortuna di guardarmi intorno e di avere appunto degli amici che non stanno a sottolineare la mia diversità. La mia diversità però viene sottolineata dalle istituzioni. Cosa non puoi fare tu adesso, Kenya? Ti direi, io non posso votare, però ti direi anche che con un permesso di soggiorno in rinnovo non sono libera di uscire dall'Italia, non sono libera di prendere e dire vabbè, domani mi vado a fare 2 giorni a Parigi con il mio ragazzo o con una mia amica. Questo io non sono libera di fare, non sono libera di vivermi totalmente la mia giovinezza, diciamo. Kenya, se tu fossi una pianta. In Brasile si chiama babosa e praticamente da questa pianta, se tu spezzi le sue foglie, esce una sorta di succo con cui dopo puoi farti una maschera per i capelli, e quindi apparentemente è una pianta brutta, però comunque qualcosa è utile. Se tu fossi un personaggio storico. Nelson Mandela. Se tu fossi un libro. Che cosa ti aspetti da me? Di Lorenzo Licalzi. Se tu fossi un colore? Il viola, tetro ma presente. Grazie Kenya, ti aspettiamo a Bologna tra un po' di tempo e un bacio grande. Grazie. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.